particolare cenno va alla loggia Belvedere, la cui costruzione sembra risalire all'ultimo decennio del 1600. Costruita forse da Camillo Bissaro, fu restaurata dal pronipote Enrico nel 1821 e ultimamente nel 1999, insieme a un'opera di risanamento idrico. Il parco è di 60.000 metri quadrati, di cui 3.400 sono occupati dal laghetto, racchiuso da circa 2 chilometri di mura. Le piante del parco sono 2050, appartenenti a 271 specie. Il cedro del Libano, che è la più alta ed imponente pianta del parco. Esso ha più di 480 anni di vita ed è reduce da infinite battaglie contro uragani e fulmini. Salva me,
All